pronti per la terza puntata di Aspettando i Penalty Awards, la trasmissione che vi accompagna verso l'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano, ovvero i Penalty Awards, che saranno di scena qui a Belpasso lunedì 20 a partire dalle ore 16 con ingresso gratuito proprio al Teatro Nino Martoglio di Belpasso. Tra l'altro, come avete potuto ben vedere, alle mie spalle c'è proprio la statua dedicata a Nino Martoglio, colui che più di tutti ha amato Belpasso. Anche per quest'anno l'evento più importante del calcio dilettantistico ritorna in scena. Sarà la 9ª edizione. Penalty Awards 2022. Ancora una volta protagonista assoluto il mondo del calcio non professionistico. Un grande galà con la premiazione dei migliori della stagione 2021-2022. Penalty Awards 2022 9ª edizione, lunedì 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio di Belpasso. Per vederlo in TV l'appuntamento è per il 27, 28, 29 giugno alle ore 13 su Telerent 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Penalty Awards 2022, una produzione esclusiva Play Village. Conduce Ettore Tortorici. Salvo Pappalardo, consigliere comunale, delegato agli eventi di questa prossima estate 2022 di Belpasso. Si ritorna un po' a sorridere. Si riparte nuovamente con gli eventi, quindi riparte Belpasso, ripartono le manifestazioni. Dopo 2 anni difficili a causa della pandemia cerchiamo di ridonare a Belpasso e non solo quella normalità che è mancata. Tra queste abbiamo i Penalty Awards, un evento importantissimo per il calcio e per lo sport in generale. Abbiamo accolto sin da subito la vostra proposta e per noi è un onore ospitare questo evento a Belpasso, nella speranza che non sia un caso singolo ma che diventi una meta ufficiale per questo evento sportivo che premia lo sport siciliano. Tra l'altro il calcio, ma lo sport in genere, chiaramente dà la possibilità di avere una grande visibilità all'interno proprio del tessuto del paese. Sì, abbiamo diverse realtà sportive a Belpasso che non sono solo calcio, però è molto sensibile la città ad avviare soprattutto le piccole generazioni a fare sport a Belpasso, perché sicuramente lo sport forma, come spesso diciamo oggi purtroppo l'unico sport che fanno i ragazzi è lo sport dei pollici, quindi quello dell'elettronica. Invece è importante fare sport realmente e quindi riprendere gli sport che si facevano spesso in strada, oggi non si può fare più, ma nelle strutture adeguate. Ritornando a parlare della prossima estate, un po' di difficoltà chiaramente ci sono state, perché assemblare un programma è sempre molto difficile. Il momento storico sicuramente ci impone delle restrizioni economiche, ma cerchiamo nell'economia stessa di rendere l'estate vivibile e allegra per Belpasso. Belpasso ormai è diventato una meta un po' per tutti e quindi non viene apprezzato l'evento estivo dai belpassesi, ma anche da chi viene da fuori. Vogliamo a questo punto sentire dalla voce del delegato agli eventi Salvo Pappalardo le parole per una bella cartolina su Belpasso. Belpasso, la città delle 100 sculture, è una delle mete ormai più ambite dei paesi etnei e quindi vi invitiamo a venire a Belpasso per poter assistere agli eventi estivi e non solo. Comune pieno di orgoglio, Belpasso, una cittadina poliedrica come il suo rappresentativo Nino Martoglio, poeta, giornalista, commediografo, un comune che offre uno straordinario patrimonio culturale che trasmette l'orgoglio di una festa popolare dedicata a Santa Lucia
che è diventato un punto di riferimento, di aggregazione sociale. Abbiamo visitato le sculture in pietra lavica, visto che il comune capofila del distretto, un museo dell'arte contadina, fantastico nel riproporre gli ambienti, i colori, i sapori delle tradizioni di un comune che nella rete della provincia di Catania è sicuramente straordinario in tutte le sue potenzialità. Anche Belpasso ha le sue attrazioni e ci troviamo alla Madonna della Roccia, dove si insedia un santuario che è particolarmente rilevante da un punto di vista religioso, oltre che costituisce certamente un'attrazione turistica del territorio pedemontano, insieme ad altre tradizioni locali, tra cui i carri Santa Lucia e quindi la loro festa, è certamente un punto di riferimento per la destinazione Etna. Sei luce chiara in un
Voglio ringraziare tutti i nostri sponsor che accompagnano questa nona edizione dei Penalty Awards 2022 e voglio anche ricordarvi che siamo in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato con questa anteprima che parla e racconta dei Penalty Awards 2022, ma anche e soprattutto le vecchie edizioni proprio dell'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. E dopo questa pausa pubblicitaria che abbiamo già visto, passiamo adesso a farvi rivivere con la nostra macchina del tempo il 2020 nell'edizione storica di Enna. Delfio, nomination importante per te come miglior giocatore della prima categoria, sicuramente un evento che racchiude il calcio dilettantistico qui a Enna e tu sei voluto essere presente perché ovviamente sei in nomination. Grazie per questa nomination, sono onorato di essere qua a 43 anni, è una bella soddisfazione e che dire. Che stagione è stata? Perché tu sei arrivato a questa nomination perché comunque sei stato capocannoniere della prima categoria e soprattutto sono stati tutti i gol decisivi tuoi, lo dicevi anche tu, 43 anni. Sì, è stata una bellissima stagione, all'inizio siamo partiti un pochino male, però poi quando ci sono giocatori che scendono di categoria è sempre così, poi quando ci siamo inquadrati abbiamo fatto un grandissimo campionato. Io ringrazio l'organizzazione, ringrazio per questa nomination perché fa sempre bene, quindi sono contento per tutto quello che abbiamo realizzato e sono contento di essere ad una manifestazione così perché è sempre bello essere tenuti in considerazione in un momento del genere. È stata una stagione entusiasmante a Paternò. Sì, una stagione perfetta, abbiamo fatto un ottimo campionato, abbiamo avuto dei record veramente molto importanti e quindi siamo molto grati di tutto quello che abbiamo fatto e ci godiamo il momento tuttora. Sicuramente una bella gratificazione al di là della nomination. È stato un anno un po' particolare, poi alla fine abbiamo fatto una gran bella figura, sicuramente tutta la nuova azzurra lo ha meritato e adesso speriamo è tempo di guardare un attimino al futuro e lasciare alle spalle quello che è stato e pensare un attimino a pianificare la nuova stagione sportiva. Natale Gatto, in nomination come miglior centrocampista di promozione, quest'anno hai giocato nella Nuova Egea, sicuramente un campionato interessante, anzi avvincente che vi ha portato poi a ottenere l'eccellenza. Sì, sono bellissime cose, come hai detto tu abbiamo vinto il campionato anche se purtroppo non abbiamo potuto festeggiare con i nostri tifosi, però alla fine ci prendiamo lo stesso questa vittoria e ci godiamo il momento. Ti onora comunque essere in nomination tra i migliori centrocampisti di promozione? Sì, assolutamente, ma questo anche va a merito ai miei compagni di squadra perché da soli non si è mai vinto nulla, quindi è merito anche loro se sono qui a vincere questo bellissimo premio. Diciamo che abbiamo raccolto i frutti di un duro lavoro triennale, una stagione perfetta coronata con l'eccellenza, sarebbe stata più bella magari proseguire fino in fondo la Coppa e magari questo è stato forse l'unico pizzico di rammarico della stagione. Ovviamente la gratifica anche il fatto di essere appunto in nomination. Sì, questo per me è una soddisfazione, sono contento e onorato di essere qua e speriamo bene anche perché accanto a me c'ho allenatori importanti come Furneri che hanno fatto anche qualche categoria più di me, Scifo che ha fatto da giocatore anche altre categorie, quindi fa piacere essere in discussione in mezzo a loro. Gabriele Franchini, nomination per miglior difensore di eccellenza, sicuramente ti gratifica questa nomination, essere oggi qui dove c'è raccolto il calcio siciliano. Sì, sicuramente è una bellissima sensazione, è una bellissima emozione essere qui stasera. È qualcosa che ti gratifica anche a livello personale naturalmente e sono felice. È stata una bella stagione, nonostante siete arrivati secondi dietro al Paternò, avete comunque ottenuto la Serie D che era il vostro obiettivo. Esattamente, questo è quello che ci eravamo prefissati all'inizio campionato e ci siamo riusciti in un modo o nell'altro, l'importante era questo. Rimarrai a Sant'Agata? Ancora questo non lo so, ci dobbiamo sentire con la società e vedere se ci sono i presupposti per rimanere e continuare insieme.
Ci troviamo nell'incantevole scenario del Castello di Lombardia di Enna, dove si sono appena conclusi i Penalty Awards 2020, la 7ª edizione condotta magistralmente dal solito Ettore Tortorici. Il calcio in passerella è tornato qui al centro della Sicilia, ricorderete sicuramente la passata edizione andata in scena al Teatro Garibaldi. Quest'anno è cambiata solo la location, tanti gli ospiti che hanno preso parte, sono stati premiati i migliori del calcio dilettantistico siciliano e quindi noi andiamo subito a vedere che cosa è successo appunto in questa meravigliosa serata. Il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. È rito nel fondo, anche se è evasione. Mentre altre rappresentazioni sacre, persino la messa, sono in declino, il calcio è l'unica rimastaci. Il calcio è lo spettacolo che ha sostituito il teatro. È un sistema di segni, cioè un linguaggio. Esso ha tutte le caratteristiche fondamentali del linguaggio per eccellenza. Quello che noi ci poniamo subito come termine di confronto, ossia il linguaggio scritto parlato. Anche per la lingua del calcio si possono fare distinzioni. Anche il calcio possiede dei sottocodici, dal momento in cui, da puramente strumentale, diventa espressivo. Ci sono nel calcio dei momenti che sono esclusivamente poetici. Si tratta dei momenti del gol. Ogni gol è sempre un'invenzione, è sempre una sovversione del codice. Ogni gol è ineluttabilità, folgorazione, stupore, irreversibilità. Pierpaolo Pasolini, 1971. Penalty Awards 2020, 7ª edizione. Eccoci, terra nuova sotto noi, corpi fragili, labbra aride oramai, sale brucia in viso e salimi, onde fulmini e compagni miei, cadaveri resi al mare blu, io sono qui. Vita cambierò, spalle verso odio e povertà, cerco altrove la serenità, accoglimi, accettami, io sogno un mondo nuovo. Che sembra dorato e finalmente la mia ombra guarderò in te e rivivrò con te. Non ti sogni a pregare, con la vita a lottare per continuare a sperare. Dal buio cerco colore. Cadaveri resi al mare blu,
con il sole che sembra dorato e finalmente la mia ombra guarderò in te e rivivrò con te. Cerco colore per continuare a sperare. Dal buio cerco colore per continuare a sperare. Penalty Awards 2020. La passerella dei giocatori, dei tecnici e dei dirigenti migliori della stagione calcistica siciliana. Conduce Ettore Tortorici. E rieccoci anche per quest'anno, grazie, bentrovati in questo castello meraviglioso di Lombardia, di Enna, e un saluto particolare per la bella canzone introduttiva di Deborah. Grazie mille, una buona serata. Grazie Deborah. Nuova stagione un po' travagliata, come tutti ben sanno, quella del 2019-2020, però ce l'abbiamo fatta con grandi sacrifici. Anche quest'anno i Penalty Awards sono ritornati in scena per far sì che appunto la passerella del calcio dilettantistico abbia ancora una volta il suo momento di gloria. È stata una stagione che comunque noi vogliamo dimenticare, anche se purtroppo non la dimenticheremo facilmente, proprio perché il dramma Covid ci ha un po' coinvolti a 360 gradi, e i Penalty Awards di quest'anno regaleranno qualcosa che ha a che fare con una squadra che ha lottato contro il Covid. Allora adesso per far sì che insomma diamo inizio a questa 7ª edizione dei Penalty Awards, io invito qui il rappresentante ufficiale del comune che anche quest'anno ospita il nostro evento, ovvero l'assessore Dante Ferrari. Siamo contenti, siamo soddisfatti, abbiamo dato il benvenuto a chi ci ha voluto nuovamente premiare per il fatto che questa manifestazione così prestigiosa da un punto di vista sportivo e calcistico si continui a celebrare ad Enna. L'ho appena detto, ritengo che non sia soltanto un fatto di baricenticità, evidentemente siamo stati all'altezza degli organizzatori che ci hanno voluto premiare con questa conferma in una location, quale è quella del castello, che per noi è motivo di grande orgoglio. A questo punto non c'è 2 senza 3. A questo punto non c'è 2 senza 3, a questo punto che ne è giusto che il proverbio ne possa essere mantenuto, per cui ci riproponiamo e ci ricandiriamo per la 3ª edizione. Alessio Gulisano, Aci Sant'Antonio. Bene Alessio, complimenti. Adesso arriverà la targa per Alessio. Alessio, sei il miglior portiere del campionato di promozione, una gioia indescrivibile perché tra l'altro è un premio che va anche a coronare il campionato, visto che con l'Aci Sant'Antonio siete arrivati primi. Esatto, infatti voglio ringraziare maggiormente l'intera squadra, perché anche se è un premio prettamente individuale, quando si raggiungono certe soddisfazioni il merito è anche della squadra, della società e del gruppo che ci ha, diciamo, che mi ha permesso di raggiungere questo obiettivo. Quali sono le tue emozioni, le tue sensazioni dopo aver ricevuto questo titolo? Beh, sicuramente fa molto piacere quando si vince un premio del genere individuale, è una bella esperienza e speriamo che sia l'inizio anche per ricevere magari qualcuno in futuro. Rimarrai ad Aci Sant'Antonio? Non lo so, ancora non è certo, e difficilmente per motivi soprattutto lavorativi. Francesco Santocono, questa sera qui per premiare i Penalty Award, sei stato costretto, tra virgolette, a consegnare un premio importante al miglior portiere di promozione. Le tue sensazioni? Ma guarda, è sempre bello premiare questi ragazzi, perché intanto sono tantissimi, no? Perché ce ne sono 3 in nomination, ma sono centinaia di questi ragazzi che ambiscono a questo premio ogni anno, che è sempre più importante.
Sono contento che c'è sempre più partecipazione e sempre più voglia di sport e di competizione. La competizione è molto importante per tutto, soprattutto nella vita. Il più bravo difensore del campionato di promozione, chi vince? Ok, vince del resto come la sua squadra, vince Leonardo Musso. Leonardo Musso, le tue emozioni, le tue sensazioni dopo aver ricevuto il premio come miglior difensore del campionato di promozione? Sì, sicuramente è una bella grande emozione dopo il primo anno praticamente buttato nei grandi, perché finora ho fatto soltanto settore giovanile, è una bella emozione, mi fa molto piacere. È un premio che corona una stagione importante con il tuo Siracusa, visto che avete anche ottenuto l'eccellenza. Sì, ormai diciamo che Siracusa la sento mia come città e come maglia, e vincere il campionato era quasi un obbligo per noi, che appunto siamo il Siracusa Calcio, ci siamo riusciti e guardiamoci avanti al prossimo campionato di eccellenza, che sarà molto duro secondo me. Tu sei uno dei riconfermati? Sì, per fortuna devo dire sì, perché comunque come ho già detto prima giocare al Siracusa è un piacere, anche se sono palermitano, ma ormai fa parte, possiamo dire che è la mia seconda città. Miglior centrocampista per quanto riguarda la stagione 2019-2020. Rullo di tamburi, Natale Gatto, Igea 1946. Mi rende d'orgoglio, vuol dire che i sacrifici veramente alla fine ripagano. Ripeto, mi rende d'orgoglio, sono felicissimo. Niente, spero che sarà anche gli altri anni così. Corona una stagione importante anche con l'Igea, visto che comunque è arrivata l'eccellenza. Sì, appunto, vuol dire che qualcosa di buono è stato fatto, come anche dicevo prima, grazie ai miei compagni, grazie alla società, grazie al mister, anche se all'inizio non siamo partiti tanto bene, subito fuori dalla Coppa Italia, a 5 punti dalla prima, sarebbe l'acqua dolce, poi però abbiamo ingranato la marcia e abbiamo portato a casa il nostro obiettivo. Senti, non rimarrai all'Igea, dove pensi ti collocherai in questa stagione? Andrai in eccellenza, promozione, avrai sicuramente tante richieste. Sì, intanto non rimarrò all'Igea, purtroppo non rimarrò a malincuore, perché so io personalmente cosa ho lasciato sia 2 anni fa in Serie D che anche quest'anno, però alla fine non ci sono stati i presupposti. Ed eccoci ad uno dei premi più ambiti per quanto riguarda i Penalty Awards. All'interno di questo evento noi inseriamo dei premi molto speciali. Il primo che presentiamo questa sera è il premio Un uomo per lo sport, ed è un premio che ogni anno diamo ad un personaggio che si è particolarmente distinto nel mondo dello sport. Tra l'altro in questa edizione il personaggio che tra poco vado ad annunciare è un personaggio che io conosco da tanto tempo, è stato anche un ex presidente di una squadra di calcio. Adesso le ambizioni, ho l'impressione, siano un po' più sostanziose, e siamo anche contenti perché dalla sua ha una grande capacità di unire e fare team sempre ed unicamente vincenti. Il premio Un uomo per lo sport all'interno dei Penalty Awards 2020 va a Angelo Maugeri. Angelo Maugeri, premio Un uomo per lo sport, le sensazioni dopo aver ricevuto tale riconoscimento? Sono sempre essere identificato come un uomo che ha fatto qualcosa nello sport, è sempre bello da saperlo e da viverlo. Qualcosa l'abbiamo fatta in effetti, quindi il fatto che sia riconosciuto oggi dopo tanto tempo e mentre si sta facendo un'operazione importante per la città di Catania mi fa molto onore.
vince Giuseppe Rustico. Mazzarese.2, vincitore di questa stagione. Consegna la targa Franco Anastasi. Giuseppe Rustico, quali sono le tue emozioni dopo aver ricevuto il premio come miglior attaccante campionato di promozione? Sicuramente è motivo d'orgoglio che comunque va a consacrare, diciamo, una stagione positiva da parte di tutta la nostra compagine, perché si sa, quando magari l'attaccante riesce a finalizzare, il merito è anche di tutti gli altri che fanno del lavoro sporco, del mister, della società che comunque ci rende sereni, e quindi questo, diciamo, questo premio va condiviso con tutta la Mazzarese Calcio. Nonostante i tuoi gol, purtroppo la tua squadra non è arrivata in eccellenza, eravate terzi quando si è bloccato il campionato, però è un punto di partenza per la prossima stagione, Dali. Assolutamente sì, come ho già detto siamo stati ripescati noi per il rotto della cuffia alla fine, quindi diciamo che non era la stagione che inizialmente si era prospettata, quindi questo terzo posto è motivo di orgoglio per tutti noi. Abbiamo già effettuato come società la domanda di ripescaggio per il prossimo campionato d'eccellenza, se ci sarà la possibilità ci faremo trovare pronti, altrimenti ci ributteremo nel campionato di promozione consapevoli che possiamo riproporci e quindi fare una buona stagione. Una vita qui ai penalty a premiare, quest'anno ti sono toccati gli attaccanti, un bel reparto. Certo, è sicuramente il più importante, perché come quello del portiere, quello dell'attaccante è un ruolo determinante, quindi mi ha fatto piacere, è successo altre volte per la verità, comunque mi fa sempre piacere essere qui e partecipare, perché nel frattempo passano gli anni e quindi. Allenatore categoria promozione Antonio Torrisi, ACI Sant'Antonio. Mister, alla fine è arrivato anche il premio come miglior allenatore per chiudere il cerchio, diciamo. Sì, questo è, diciamo, la ciliegina sulla torta. Onestamente ci speravo, sapevo che era difficile perché avevo degli ottimi colleghi che se la giocavano con me, già era comunque, per me sarebbe stato un onore essere in nomination, vincere, è qualcosa che mi emoziona e sono veramente contento e felice. Ovviamente è stato riconfermato alla guida dell'ACI Sant'Antonio, ma che campionato andrà a fare, che squadra sarà? Quella degli eccellenze. Noi faremo una squadra come è giusto che sia, per presentarci da matricola in un modo secondo me serio e importante a questa nuova avventura in questo campionato di eccellenza, che come ho detto sul palco sicuramente è un campionato che non è paragonabile a quello di promozione. Stiamo lavorando insieme alla società per allestire una squadra insieme ai direttori Strano e Merola, una squadra importante sotto il profilo dei giovani, e cercheremo di fare un campionato dove dobbiamo cercare il mantenimento della categoria senza nessun patema d'animo, se è possibile. Vince il premio Stefano Barresi dell'Igea. Presidente Stefano Barresi, una stagione che viene coronata anche da questo riconoscimento come miglior dirigente di promozione, quali sono le sue sensazioni? Ma intanto una sensazione bellissima e lo meritano tutta la dirigenza, io la rappresento, però siamo stati una bella dirigenza e saremo una bella dirigenza molto compatta, e il premio lo meritano anche loro perché hanno combattuto e hanno anche lavorato molto per la società. È arrivata l'eccellenza per l'Igea e sarà un'eccellenza sicuramente di primo piano per questa squadra che vuole puntare certamente in alto. Sì, sicuramente faremo una squadra buona, non è facile sempre arrivare in alto, però piano piano ci proveremo, stiamo costruendo un buon gruppo di bravi ragazzi e di giocatori di categoria, vediamo che succede. Direttore Davide Mignemi, un riconoscimento importante, premio eccellenza, quali sono le sue sensazioni dopo aver ricevuto questa onorificenza? È un bellissimo premio, perché essere un'eccellenza siciliana è un motivo di orgoglio per me, è un premio importante che condivido con la mia famiglia, che condivido con la mia società, e quindi per me non è un punto d'arrivo, ma è un altro punto di partenza che ti fa capire che comunque la strada che hai intrapreso è quella giusta. Speriamo bene anche in futuro.
Ovviamente è un premio che dimostra come il lavoro paga sempre, si è partito dal dilettantismo e adesso si è arrivati al professionismo. Eh sì, noi siamo, a detta di tutti, siamo stati una piccola favola, partendo dal campionato di promozione e consecutivamente siamo arrivati adesso a disputare 3 campionati di Lega Pro. E questa è una bella sensazione, ma si ci arriva attraverso un grande e durissimo lavoro. Un premio importante perché è quello che dedichiamo ad un personaggio che ha legato il proprio nome anche ad una stagione, che dico più di una stagione, al Calcio Catania nel suo momento probabilmente di massimo splendore degli ultimi 10-15 anni. È stato capitano, è stato un guardapali straordinario perché eclettico con i suoi tanti cappellini colorati. Premio alla carriera 2020 ai Penalty Awards, Armando Pantanelli. Armando Pantanelli vince il premio alla carriera, sicuramente sono soddisfazioni importanti. Sì, vuol dire che sono vecchio, però no, sicuramente soddisfazioni, un premio molto molto gradito e ringrazio tutti per aver scelto me. Che carriera è stata, lo possiamo dire? Ma sicuramente piena di soddisfazioni, ho quasi 500 presenze tra i professionisti, ho fatto un po' tutte le categorie dalla C2 alla Serie A, quindi sicuramente posso ritenermi soddisfatto di quello che ho fatto. Lo dicevo, è un mio dovere perché qui c'è tutto il parterre del calcio dilettantistico ed è giusto, a parte che Ettore, voglio dire, con la sua galanteria, la sua gentilezza, il suo garbo, è difficile dire di no, però fa un lavoro che io apprezzo molto, lo apprezzo ancora oggi di più in questo momento così difficile, lo apprezzo con lui, con tutti i collaboratori e ti devo dire è veramente una persona che trova il mio consenso ed è per questo che nonostante fosse stato fatto dall'altro giorno, si sia spostato, ho voluto trovare il tempo di venire qui perché era giusto onorare il lavoro che voi fate, che è un grande lavoro per noi e che aiuta, voglio dire, poi noi dilettanti e quindi non solo lo faccio come dovere ma lo faccio anche come ringraziamento a voi tutti per questo lavoro. Parliamo adesso della squadra vincente. Lo scorso anno abbiamo indetto il premio Team Awards e lo ha vinto il Marina di Ragusa perché ha veramente disputato un campionato bellissimo. Quest'anno tutta la redazione di Penalty, che è il fulcro del progetto Penalty Awards, ha deciso di invece premiare un altro tipo di squadra, una squadra che poi è veramente risultata super vincente, la squadra del reparto malattie infettive dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Ed io invito qui sul palco il suo responsabile, il professore Carmelo Jacobello, e sarà accompagnato per l'occasione anche dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Cannizzaro, il dottor Giuffrida. Dottor Dante Ferrari del comune di Enna, un collega vostro che insomma vi consegnerà questa targa Penalty Awards 2020 come squadra vincente, la migliore squadra che potevamo premiare in questa stagione. Il professore Jacobello e il dottor Giuffrida. Consegniamo subito la targa al nostro assessore, la consegniamo, eccola qui, ne abbiamo 2, una personale e una in ricordo della squadra. Il professore Carmelo Jacobello, eccolo qui, e queste le consegniamo invece a Giuffrida, al dottor Giuffrida. Dottor Giuffrida, presente oggi qui a Enna per i Penalty Award, ovviamente la medicina collegata allo sport, un binomio sicuramente importante e soprattutto in questo periodo. Sport, salute, solidarietà, posti belli, solidarietà significa anche questo condividere momenti difficili, quelli che abbiamo vissuto tutti anche nella nostra terra, ne siamo usciti per adesso bene, dobbiamo non abbassare la guardia e la dimostrazione è che nella ricerca del bene comune troviamo soddisfazione per tutti noi.
Professore Jacobello, lei ha utilizzato una metafora, il calcio è una metafora della vita come lo è anche nella medicina. Senz'altro, questo va sempre informata la vita a quello che succede nel calcio e viceversa. Certamente ci siamo dovuti confrontare con un terribile virus, con un nemico invisibile. Abbiamo ottenuto risultati straordinari, però attenzione, bisogna continuare a mantenere alta la guardia e l'attenzione. Continuiamo è un messaggio che voglio lanciare anche attraverso la televisione a chi ci ascolta, manteniamo alta l'attenzione e continuiamo a essere disciplinati usando la maschera, i guanti e il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale. Allora, altro premio importante legato al mondo della televisione, altro premio che noi dei Penalty Awards ogni anno assegniamo ad un personaggio particolarmente in voga. Lui lo è da tantissimo tempo e siamo contenti di ospitarlo questa sera e premiarlo nel contesto di questa manifestazione. Premio Personaggio TV 2020 ai Penalty Awards, Gino Astorina. Gino Astorina premiato come personaggio TV, ma lo ha detto sul palco, dice oggi qui si premia il calcio, io cosa c'entro? Sì, il calcio cosa c'entra è vero, però il calcio fa parte dello sport, lo sport è specialmente quello lì del calcio, se visto in televisione, anzi è l'argomento principe in tutte le emittenti, e allora perché non utilizzare questo connubio, lo sport e lo spettacolo? Però c'è un nesso, perché ha raccontato un aneddoto che lo ha praticato anche un po' di sport, di calcio. Sì, un po' di calcio l'ho praticato, facevo parte della squadra, dell'oratorio, e dicevo proprio questo, forse è stata la mia fortuna perché mi sono fatto male, non ho più giocato nella squadra e ho cominciato a recitare. Quando poi potevo ritornare a squadra, i miei compagni di squadra mi dissero non tornare più perché finalmente stiamo vincendo i partite, e allora ho continuato a fare l'attore. Ettore, Penalty Awards 2020, la 7ª edizione per il secondo anno consecutivo a Enna. Lo scorso anno al Teatro Garibaldi, quest'anno qui nel splendido scenario del Castello di Lombardia. Cambiato la location, ma non è cambiato il format. No, non è cambiato il format perché abbiamo visto che ai dilettanti piace comunque andare in passerella e farlo in un contesto di questo genere è doppiamente più bello. Pertanto siamo contenti ancora una volta di rappresentare quel tipo di calcio con questo galà, siamo doppiamente contenti perché il Comune di Enna ci ha dato ancora una volta la possibilità di farlo in un contesto, come hai detto tu, bellissimo. L'anno scorso al Teatro Garibaldi e quest'anno in questo scenario naturale del Castello di Lombardia. Siamo contenti perché questo è il momento più bello che i dilettanti possono vivere e siamo contenti di realizzarlo noi di Play Village. Soprattutto è un premio speciale quest'anno, visto anche la pandemia che ha colpito il mondo intero, quindi il calcio che si era fermato ma che comunque andava in ogni caso premiato. È vero, giustamente quest'anno noi dei Penalty Awards non per niente abbiamo dedicato il Team Awards al Cannizzaro, all'ospedale Cannizzaro, soprattutto nella persona del professore Jacobello e soprattutto anche a tutto il reparto delle malattie infettive che sono state veramente, forse sicuramente, la squadra più importante e più vincente. Ma quanto lavoro c'è dietro per organizzare un premio del genere? Beh, il lavoro è considerevole, però siamo contenti perché noi siamo un gruppo di folli che non si ferma mai e che è già pronto per nuove battaglie e nuovi obiettivi. Volendo usare una battuta, non c'è due senza tre, magari il prossimo anno nuovamente a Enna. Beh, l'anno scorso dissi se sono rose fioriranno e sono fiorite. Adesso dico per la prossima stagione mi auguro solo di continuare soprattutto a regalare emozioni a tutto il mondo del calcio dilettantistico. Se saremo a Enna bene, ma se saremo in un'altra piazza va bene pure.
Per preparare un minestrone servono ortaggi in quantità, ci vuole molta dedizione e la ricetta eccola qua. Ma lui prende 2 pentole capienti fino a che l'acqua bollirà. Ha messo tutti gli ingredienti, ma c'è qualcosa che non va, chissà cos'è. Cos'è? C'è troppa patata, troppa patata, troppa patata in questo piatto. Troppa patata, troppa patata, troppa, e io divento matto. Se non ci infili la carota, il minestrone non verrà. Le donne lo sanno, se non ci infili la carota, il minestrone mica viene. Quando cucina il mio assistente mi dà problemi in quantità. Il minestrone sa di niente, perché lui la patata ce l'ha qua. Da tempo io lo tengo d'occhio, ma lui ascolto non mi dà. Perché non provi col finocchio, sono sicuro che ci sta. E lui che fa? Che fa? Ci mette troppa patata, troppa patata, troppa patata in questo piatto. Troppa patata, troppa patata, troppa, e io divento matto. Mettici il peperoncino, brucia però ti piacerà. A quanti piace, anzi più brucia più gli piace. La mia ricetta è molto chiara, l'ho detto anche alla TV. Se preferisci la patata, con me non lavori più. Sai già perché? Perché? Perché c'è troppa patata, troppa patata, troppa patata in questo piatto. Troppa patata, troppa patata, troppa, e io divento matto. Per essere il migliore in culinaria, queste verdure devi usare. Scrivi amore? Zucchine, melanzane, peperoni, cipolline, le carote coi porcini, ravanelli, pisellini, grandicelli, perché grandi son più belli, pori, asparagi, scarola, raparosa, cetriolini. Come vedi la patata non ci sta. Scusate. Troppa patata, troppa patata, troppa, quante volte gliel'ho detto. Troppa patata, troppa patata, troppa, e se la porta pure a letto. Oggi la patata gli interessa, ma col tempo sai diventa lessa. Patata. Dallo splendido giardino di Belpasso chiudiamo la puntata odierna di Aspettando i Penalty Awards, la trasmissione che parla e che vi prepara all'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano, che sarà di scena proprio qui a Belpasso lunedì 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito proprio presso il teatro Nino Martoglio. Pertanto un abbraccio a tutti voi, vi aspetto domani sempre qui da Belpasso.
una delle tante meravigliose chiese di Belpasso, questa location meravigliosa che ospiterà questa nona edizione dei Penalty Awards, l'evento più atteso proprio del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspetto lunedì alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio. È un evento a cui voi tutti non potete mancare. Vi aspetto.